In corso a Paraggi l'intervento per il ripristino della voragine apertasi sulla provinciale 227. La viabilità ritornerà regolare dal pomeriggio. Il sindaco di Portofino chiede progetti per una viabilità alternativa. Bilancio positivo per la 159esima edizione della Mostra del Tigullio. Apprezzato il ritorno nel centro storico di Chiavari con la riscoperta di Piazza Fenice e il debutto del Giardino dei Lettori. Evacuare i profughi libici attraverso corridoi umanitari è l'appello del Papa a Regina Coeli. Da Francesco un invito a visitare chi soffre per fare esperienza della misericordia. Sconfiggere l'idolatria oggi percorrendo le strade del Vangelo. Il rischio è l'indifferenza alla fede. Il messaggio scaturito dalle feste in onore di San Giorgio a Portofino. Questa sera la conclusione delle celebrazioni. Ad Alessandria la Virtus Entella torna alla vittoria con la Juventus Under 23, la grande attesa ora per gli ultimi 90 minuti di campionato sabato a Chiavari con la Carrarese. Buongiorno ai telespettatori di Tigullio. Oggi sono cominciati questa mattina i lavori di ripristino del cratere che si è formato ieri pomeriggio sulla provinciale 227 per Portofino, poco dopo l'abitato di Paraggi. La strada al momento è chiusa per consentire l'intervento sul posto ai rappresentanti delle istituzioni. La viabilità dovrebbe ritornare regolare a partire dal pomeriggio. Facciamo il punto. Massi della Val Graveglia e cemento per riempire la grossa voragine di 50 metri cubi che si è venuta ad aprire domenica pomeriggio al centro della provinciale 227 per Portofino. Questa volta è il tratto dopo l'abitato di Paraggi verso il borgo ad essere stato interessato dal cedimento. Fortunatamente non ci sono state interruzioni all'erogazione di acqua e di gas, le cui condutture non sono state danneggiate. Secondo quanto accertato dai tecnici, il cratere, lungo circa 4 metri e largo 3, potrebbe essersi creato a causa di infiltrazioni di acqua provenienti da monte e non per gli effetti della mareggiata che ha devastato la strada nell'ottobre scorso. Fatto sta comunque che ieri pomeriggio in un paese in festa per il patrono San Giorgio l'interruzione ha creato non pochi problemi, risolti poi parzialmente con la posa di assi di legno che hanno permesso il ritorno del traffico a senso unico alternato fino al ripristino completo avviato questa mattina. Qui il fenomeno è un po' questo, che di nuovo si è sifonato da valle il materiale, quindi si è creato questa voragine. L'intervento è come quello degli altri, quindi come vedete stanno riempendo di massi e cemento in modo tale da ripristinare al più presto la viabilità. Nelle prossime ore è prevista un'ispezione con il georadar lungo tutta la provinciale per capire e individuare se ci possano essere situazioni potenzialmente simili. Sul posto questa mattina per assistere ai lavori i rappresentanti di Regione Liguria, Città Metropolitana e delle amministrazioni di Santa Margherita Ligure e Portofino. Da parte del sindaco del borgo il ringraziamento ancora una volta per la rapidità dell'intervento di ripristino e l'appello affinché si lavori al più presto per individuare ipotesi di una viabilità alternativa. L'idea che è venuta fuori nell'inverno di avere un'altra viabilità su Portofino penso che sia una cosa concreta che è da fare, da portare portare avanti questo progetto e realizzarlo. Non sarà una cosa che si realizza in pochi anni, ma sarà da fare perché sarà questo tunnel tra Portofino e Paraggi, poi forse su Santa Margherita Rapallo, credo che sia una cosa fondamentale per il Tigullio e sicuramente lavoreremo tutti insieme per realizzarlo. Questa strada qua diventerebbe una strada pedonale, una strada ciclabile come quest'inverno nell'emergenza si è vissuta solo ad uso pedonale, diciamo che potrebbe essere anche una bella cosa dal punto di vista turistico. E proseguono a Rapallo i lavori per la posa delle tubature per l'installazione del nuovo depuratore in località Ronco. In particolare la ditta Siteco sta procedendo alla sistemazione delle tubature nell'alveo del torrente Boate. Per poter accedere al cantiere giovedì prossimo 2 maggio dalle 14 alle 19 verrà chiuso al transito veicolare il ponte Carristi d'Italia. Il provvedimento è reso noto anche con l'installazione di cartelli in zona. E uno sguardo al meteo di queste ore, una copiosa nevicata sta interessando in queste ore l'alta Val d'Aveto, complici l'abbassamento delle temperature e un passaggio perturbato che interessa l'entroterra. I fiocchi bianchi stanno cadendo dalle prime ore di questa mattina, un leggero manto bianco sta ricoprendo Prato della Cipolla e la vetta del Monte Bue con temperature di -2 e -3 gradi. Anche a Rocca d'Aveto fiocchi di neve stanno scendendo ma senza fermarsi al suolo, qui il termometro segna
0,6 gradi centigradi, temperature più primaverili sulla costa con valori compresi tra 12 e 14 gradi. E il meteo, nonostante la pioggia del giorno di inaugurazione, ha aiutato lo svolgersi della 159esima edizione della Mostra del Tiguglio, che traccia un bilancio positivo. Nei 4 giorni di apertura della manifestazione sono stati molti visitatori che hanno partecipato ai momenti di incontro, di spettacolo organizzati nel cuore del centro storico di Chiavari. Apprezzati in particolare lo scenario di Piazza Fenice e quello del Giardino dei Lettori alle spalle della biblioteca. Sentiamo. Una scommessa vinta. Il ritorno della Mostra del Tiguglio nel cuore del centro storico di Chiavari, a pochi passi dalla sede della società economica, è stata apprezzata e premiata dai visitatori che nei 4 giorni di apertura hanno affollato via Rivarola, via Vecchie Mura, lo spazio espositivo della Sala Ghio Schifini, ma soprattutto Piazza Fenice e il Giardino dei Lettori della biblioteca. Questi ultimi 2 in particolare sono stati i luoghi i cui palcoscenici hanno saputo ospitare al meglio i concerti, gli spettacoli e i momenti di incontro culturale che hanno arricchito questa 159esima edizione della mostra dedicata all'artigianato, all'arte e alle produzioni di qualità. Questa esperienza di riportare al centro la Mostra del Tiguglio vicino alla nostra sede storica, nella quale abbiamo insieme al pubblico riscoperto anche la bellezza di un giardino che abbiamo riqualificato anche con l'intervento delle belle arti, per una fruizione che ufficialmente è per la biblioteca all'aperto dei giovani, ma anche per altre cose che ci sono venute in mente. E poi questa piazza che vorremmo evidenziare per l'ennesima volta quanto sia la piazza di Chiavari, nella quale fare questo tipo di esposizioni, di momenti di incontro, di condivisione, perché ha un po' del magico, è una specie di anfiteatro che riflette la voce degli attori con una grande acustica. I responsabili della società economica nei prossimi giorni hanno chiesto di incontrare l'amministrazione di Chiavari per un confronto sulla manifestazione appena conclusasi, ma anche per porre le basi per quella che sarà l'edizione numero 160 e che dovrà essere ancora più speciale. L'esperienza in questi ultimi anni è cresciuta qualitativamente anche grazie al lavoro della squadra che ne ha curato tutti gli aspetti. Io non dimentico il lavoro che è stato fatto in primis dall'assessore Casaretto, che è delegata appunto agli eventi, ma anche dal gruppo storico che la sta affiancando per preparare questa manifestazione e gestirla. Com'è cambiata e come cambia l'informazione locale? È il tema che affronteremo questa sera nella trasmissione direttamente in onda a partire dalle 21:10 su Telepace 1, canale 15. Affronteremo 2 anniversari, i 60 anni del secolo XIX del Levante e i 40 anni di Radio Aldebaran. In studio i rispettivi direttori, Roberto Pettinaroli e Salvo Agosta, con loro Don Fausto Brioni, direttore di Telepace Chiavari, che parlerà dei prossimi ulteriori cambiamenti del digitale, mentre l'emittente diocesana si avvia a compiere i 30 anni di attività. Il Papa adesso: occorre evacuare i civili intrappolati in Libia attraverso corridoi umanitari, e il preciso appello formulato da Francesco al termine della preghiera mariana del Regina Coeli nella Domenica della Divina Misericordia. Francesco ha fatto riferimento alle drammatiche condizioni dei profughi, ulteriormente aggravate dal conflitto in corso. Prima di recitare la preghiera mariana, il Papa ha invitato a visitare chi soffre per fare esperienza della misericordia. Vediamo. Nella Domenica della Divina Misericordia, culmine dell'8ª di Pasqua, Papa Francesco ha invitato chi non è in pace, come Tommaso, a visitare chi soffre, simbolo delle piaghe di Gesù. Da qui, ha spiegato, scaturisce la misericordia. Gesù risorto dona ai discepoli la pace, perché ha saputo vincere morte e peccato, la gioia, perché quando siamo tristi possiamo guardare il risorto, e la missione, quella di trasformare il mondo con la presenza dello Spirito. Come se Gesù ci dicesse a tutti noi: ma se tu non sei in pace, tocca le mie piaghe, toccare le piaghe di Gesù. Tu non sei in pace, va a visitare qualcuno che è il simbolo della piaga di Gesù, tocca la piaga di Gesù, ma da quelle piaghe scaturisce la misericordia. Con queste piaghe Lui
è davanti il Padre, li fa vedere al Padre, come se dicesse: Padre, questo è il prezzo, queste piaghe sono quello che io ho pagato per i miei fratelli. Al termine della preghiera mariana del Regina Coeli, il Papa si è rivolto alla comunità internazionale chiedendo protezione per i profughi in Libia e aiuti per le persone colpite dalle recenti alluvioni in Sudafrica. Vi invito a unirvi alla mia preghiera per i profughi che si trovano nei centri di detenzione in Libia, la cui situazione già molto grave è resa ancora più pericolosa dal conflitto in corso. Faccio appello perché specialmente le donne, i bambini e i malati possano essere al più presto evacuati attraverso corridoi umanitari. E con i temi dedicati alla nostra diocesi torniamo a Portofino perché il borgo ha celebrato il santo patrono San Giorgio con una serie di riflessioni scaturite da un dipinto ospitato nella chiesa parrocchiale che rappresenta il santo che sconfigge l'idolatria. E su questo che si è concentrata anche il messaggio del vescovo che ha proposto ai fedeli nella messa solenne in occasione della festa patronale. Sentiamo. Il rischio dell'idolatria non è lontano da noi, dal nostro modo di vivere la vita e la fede. È un atteggiamento pericoloso perché è ancor più subdolo di quello che San Giorgio sconfisse, in uno degli episodi forse meno conosciuti della sua vita. Il rischio infatti è quello di fare di se stessi degli idoli, oppure di restare indifferenti alla fede. Lo ha spiegato il vescovo Alberto Tanasini celebrando l'Eucaristia a Portofino in occasione della festa del patrono. È la dinamica di quella che chiamiamo la secolarizzazione, cioè l'attenzione alle cose di questo mondo molto più che alle cose di Dio. Siamo tentati dall'indifferenza anche per il fatto che noi diciamo ma va tutto bene. Ecco questo modo di fare che non ci richiama all'impegno di seguire, di cercare, di amare e di vivere la verità della vita. Da Monsignor Tanasini un invito a ravvivare la fede, a prendere sul serio la vita cristiana percorrendo le strade indicate dal Vangelo. Una riflessione che la comunità di Portofino ha condotto nel tempo di preparazione alla festa del patrono, che ha avuto come filo guida la lettura di un dipinto ospitato nella chiesa parrocchiale di Raffaele Resio, che raffigura appunto San Giorgio che sconfigge l'idolatria. L'idolo, a differenza del Dio cristiano, genera e produce subito, risponde immediatamente all'impazienza del desiderio dell'uomo. Invece il Dio cristiano, nelle parole del risorto, dice nolime tangere. Ancora verrebbe da dire che il divieto biblico dell'adorare le divinità, dell'adorare gli idoli, non è tanto un'autodifesa che Dio pone al proprio monoteismo, ma una tutela, vorremmo dire, all'integrità dell'uomo. Ecco, San Giorgio in questo stupendo affresco che debella l'idolatria ricorda esattamente questo, non genericamente un'autodifesa del monoteismo, ma la difesa dell'integrità dell'uomo dal culto falso e pagano. A conclusione dei festeggiamenti questa sera alle 20:30 la chiusura delle celebrazioni con la Santa Messa presieduta da Don Stefano Mazzini, vicario generale della diocesi di Chiavari. Seguirà la traslazione delle reliquie al santuario di San Giorgio sul monte di Portofino. Linea adesso alla rassegna stampa per vedere i titoli dei giornali in edicola quest'oggi. Ci ritroviamo dopo per altri aggiornamenti e servizi di sport. Il Corriere della Sera titola soprattutto sulle elezioni spagnole, socialisti primi in Spagna, ultradestra al 10%, elezioni ma la maggioranza rimane un rebus, e il re è la chiave catalana per formare il governo, il commento di Aldo Cazzullo. Di Maio, ultimatum su Siri, non può restare, mi fido di Conte, e Di Maio chiede un vertice a 3 con Salvini, ipotesi di dimissione a tempo per il sottosegretario, il Premier, la tenuta dell'esecutivo non si discute. E poi test in Sicilia, ma i votanti sono in calo, le amministrative
aspettative, il centrodestra sempre un po' avanti. E poi accoltellato a Napoli l'attore della paranza dei bambini, si tratta del 18enne ucraino Artem Takut, appunto aggredito nei vicoli di Napoli. Anche lui dice: non so perché mi ha colpito. All'interno del Corriere della Sera troviamo un personaggio strano, particolare, Tonino, il bibliotecario ambulante con l'Apple Card, porto i libri ovunque. Matera, il maestro in pensione, trasmette ai piccoli la passione della lettura. Ma andiamo sulla prima pagina del Secolo XIX, che titola: in Spagna vincono i socialisti ma il governo resta un rebus, ultradestra Vox in Parlamento con il 10%, popolari e liberali dietro il Partito Socialista, affluenza boom. Se il successo di Sanchez conforta gli europeisti. E poi sempre dal Secolo XIX, Di Maio vira a sinistra, 5 idee per l'Italia, sfida alla Lega, Del Rio del PD pronti a parlare con il Movimento 5 Stelle. Commenta Marcello Sorgi, direttore della Stampa: un amo lanciato per rompere l'isolamento, quindi Movimento 5 Stelle che guarda al Partito Democratico per una futura alleanza. E poi intanto andiamo ai temi dello sport. La Padula segna il pari e regala al Genoa la salvezza quasi certa, mentre invece Quagliarella, che fa 150 gol, il record non basta per la Sampdoria in Europa, che perde con la Lazio. E poi ancora l'omicidio di Chiavari, delitto Pino sotto esame, telefonate e spostamenti. A Santa Margherita Ligure premio Pivano consegnato a Englanders e Powers, 2 scrittori statunitensi. E poi sempre dal nostro territorio, Portofino, domenica da incubo, la strada sprofonda di nuovo, ne abbiamo già parlato ma andiamo a vedere sul Secolo. Altro colpo per Portofino appena rinato, ma l'intervento sulla strada è stato rapido, molti turisti bloccati sono rientrati a piedi o in battello, non ci voleva, però il borgo si risolleverà ancora una volta. Oggi i bambini sono andati a scuola a Via Mare, nel pomeriggio molto probabilmente appunto si riaprirà tutto. Andiamo sempre dal Secolo XIX a parlare anche di sport. Infatti ieri la Lavagnese si è assicurata la salvezza in Serie D. Questo rigore dovevo tirarlo io, vale la salvezza della Lavagnese. Il capitano Avellino: adesso è il momento di fare festa, la stagione del centenario non potevamo sbagliare. Invece qualche dolore in più per il Sestri Levante, Celestini Sestri al play-out, proveremo ancora a salvarci. Andiamo adesso in redazione per vedere se ci sono aggiornamenti con Emanuela Castello. Sì, grazie Andrea, buongiorno a tutti. È aperta la selezione per partecipare al 4º programma di incubazione e accelerazione di YLab, che ha come obiettivo quello di identificare e sostenere le migliori soluzioni di innovazioni tecnologiche per lo sport. Fino al 31 maggio c'è tempo per candidarsi con una propria proposta iscrivendosi al sito ylab.net. YLab, lo ricordiamo, si propone di sostenere il percorso di crescita delle start-up legate al mondo dell'innovazione tecnologica nello sport, agevolando la stesura di un piano di business e il reperimento delle risorse necessarie. YLab prenderà in considerazione anche start-up che operano in altri settori, a patto però che le soluzioni proposte possano trovare una applicazione in ambito sportivo. I progetti saranno selezionati il 7 giugno. È tutto, linea allo studio. Apriamo la pagina dello sport partendo dalla Lega Pro. La Virtus Entella è tornata alla vittoria in trasferta ad Alessandria contro la formazione della Juventus Under 23, vincendo per 2-0. Vittorioso anche il diretto antagonista al primato in classifica, il Piacenza, che ha avuto la meglio sull'Olbia per 3-2. Tutte le attenzioni ora sono rivolte agli ultimi 90 minuti del campionato. Per i chiavaresi l'appuntamento è sabato al Comunale contro la Carrarese. Sentiamo le interviste a fine gara. Questo era un crocevia fondamentale per noi, perché noi dobbiamo andare all'ultima partita e giocarci il campionato fino all'ultimo minuto di recupero che avremo da giocare. Sappiamo che non sarà facile per noi, ma non sarà facile nemmeno per loro, quindi noi dobbiamo pensare a noi stessi, a vincere la partita e non farci influenzare da quello che sarà la partita del Piacenza. Quindi dobbiamo fare 3 punti, dobbiamo arrivare a 75 punti e poi, ripeto, come ho detto sempre, se loro faranno più di noi, bravi loro, ma noi dobbiamo fare 75 punti. Una squadra come la nostra, che parte a novembre, che in 5 mesi e 16 giorni gioca 39 partite, comprese le partite di Coppa Italia, e fare 75 punti qualora si dovesse vincere sabato è veramente tantissima roba. Quindi dobbiamo continuare così e crederci, perché ci crediamo assolutamente. Una buona Entella fin dalla prima frazione, avete trovato il gol nel momento migliore del primo tempo, chiudendola già nella prima frazione.
Sì, oggi era importante vincere, era importante conquistare i 3 punti senza guardare le altre partite. Ci siamo riusciti, siamo contenti e ora ci giochiamo quest'ultima partita al Comunale sperando di fare un risultato positivo e magari un passo falso del Piacenza, però ripeto, noi in questo momento dobbiamo pensare a noi stessi. Non nego il fatto che vincere domenica, vincere sabato sperando in passo falso del Piacenza, quello è normale, perché sarei un ipocrita a dire il contrario, quindi andiamo lì con la testa giusta e prepariamo la settimana come abbiamo sempre fatto. La Serie D, una vittoria e una sconfitta per le Tigulline del Girone A. La Lavagnese in trasferta sul campo del Borgaro Nobis ha battuto per 2-1 i padroni di casa. Bianconeri in vantaggio al 24esimo del primo tempo con Basso, vengono raggiunti al 39esimo del secondo tempo con un gol di Pinelli. Al 44esimo del secondo tempo Avellino riporta in vantaggio i suoi e dona la vittoria alla Lavagnese, che sale in classifica a 42 punti, fuori dalla zona play-out. Battuta d'arresto invece per il Sestri Levante, che ospitava l'Inveruno. La partita al Sivori è terminata 2-0 per gli avversari con le reti di Stronati e Chessa. I corsari restano fermi a 37 punti in classifica, in area spareggio salvezza. Domenica, ultima di campionato, il Sestri Levante si gioca la salvezza a Bra, mentre la Lavagnese ospiterà il Pro Dronero. E ora la festa in terza categoria, dove nello spareggio disputato allo stadio Daneri di Caperana, Rupinaro Sport ha battuto per 3-1 lo United Merello davanti al pubblico delle grandi occasioni. Le reti, doppietta di Turcato, a segno al 35esimo e al 60esimo. Al 65esimo accorciano le distanze gli avversari con Ferrari, ma 2 minuti dopo arriva la rete del definitivo 3-1, messa a segno da Scevola. Il Rupinaro sale così in seconda categoria, mentre lo United Merello giocherà il prossimo fine settimana la finale play-off con il Moconesi, che ieri ha battuto 2-1 in semifinale il Portofino. Al fischio finale è scoppiata la festa per la squadra chiavarese, un traguardo storico per la società costituita 5 anni fa nella parrocchia di San Giacomo di Rupinaro a Chiavari. Proporremo le interviste realizzate in occasione della partita nella rubrica Momento Sport, in onda questa sera alle 20 e nei telegiornali dei prossimi giorni. E complice la bella giornata di sole, l'iniziativa lanciata dall'Entella Club Mondo Piccolo Andrea Paroni ha riscosso un grande successo di pubblico. Tante famiglie con bambini e tifosi biancocelesti si sono radunati nel pomeriggio di ieri al Parco Talassano per partecipare all'evento organizzato dal sodalizio presieduto da Marco Solari, nato dalla comune passione per la squadra di calcio chiavarese, ma anche dall'amicizia con quello che è ritenuto il giocatore bandiera, ovvero Andrea Paroni. Il portiere dell'Entella era naturalmente presente insieme alla sua piccola vittoria. Il pomeriggio è trascorso con momenti di animazione, intrattenimento e spettacolo di magia di Zazza the Magician. Nel corso della manifestazione sono state raccolte offerte per l'acquisto di un defibrillatore che sarà collocato proprio nei pressi del parco giochi. Anche in questo caso un più ampio servizio nella rubrica Momento Sport e nei prossimi telegiornali. Con queste immagini si conclude questa edizione di Tigulli Oggi. L'informazione torna questa sera alle 19:15. Continua sul nostro sito teleradiopace.com e sul canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.